La mia presentazione si basa un po' su quello che sono gli eventi naturali e come questi si interfacciano con gli impianti a rischio di incidente rilevante, in quanto io mi occupo soprattutto a livello regionale della sicurezza di questa tipologia di impianti, ovvero di impianti cosiddetti SERES. Allora, gli eventi naturali praticamente possono causare degli incidenti che, oltre ad essere eventi di impatto molto importanti praticamente per quanto riguarda la popolazione e il nostro territorio, possono avere delle ripercussioni molto importanti e anche severe per quanto riguarda gli incidenti in impianti cosiddetti stabilimenti SERES. Perché? Perché in queste tipologie di impianti, come tutti sappiamo, sono stoccate delle sostanze pericolose che possono essere tossiche, infiammabili, calibri anche esplosive, e nel momento in cui un evento naturale va a interferire con l'impianto SERES potrebbe generare degli eventi con conseguenze e impatti molto importanti. L'evento praticamente nominato come evento NATEC è praticamente la composizione appunto di un evento di tipo naturale e che si impatta su un impianto cosiddetto tecnologico, ovvero un impianto che può essere un impianto di processo oppure un impianto quale un deposito per esempio di GPL o se non di gas infiammabili. Perché succede questo? Perché l'evento naturale, avendo una forte magnitudo, può generare o rompere qualcosa di questi stabilimenti, per esempio recipienti, tubazioni, che appunto contengono queste sostanze pericolose. Abbiamo avuto anche proprio qua nel nostro territorio fortunatamente degli eventi che non sono stati molto impattanti, ma che comunque sono stati avvertiti dalla popolazione. Se vi ricordate, nel 2007 c'è stato un forte nubifragio qui a Venezia e per esempio qui a Porto Marghera, dove abbiamo il petrochimico, un stabilimento, a causa delle forti precipitazioni, praticamente il tetto galleggiante di due grossi serbatoi di diesel nafta è praticamente affondato dentro, generando un forte odore che si sentiva di Padova. Oltre a questo fatto poi la diesel nafta, essendo una sostanza estremamente infiammabile, assieme al nubifragio c'erano molte fulminazioni, quindi potevamo con molta possibilità avere anche l'innesco della sostanza. È stato comunque gestito mettendo la schiuma e tutto quanto il resto, ma è stato un evento importante insomma. Quali sono questi eventi naturali che possono caratterizzare un evento NATEC? Sono i classici eventi tipo di fulmini, di alluvioni, terremoti, di fenomeni vulcanici, anche se non interessano la nostra regione, gli uragani e il forte vento del trombe d'aria. Ricordo per questo l'evento anche che è accaduto in Riviera del Brenta, dove tra non molto distante, per esempio, abbiamo anche là un evento, un'industria a rischio di incidente rilevante. Abbiamo un deposito GPL con una sfera fuori terra che, se investita da quel vento che arrivava a 300 km all'ora, forse qualche danno anche importante poteva subire l'impianto. I fulmini hanno una grossa importanza perché sono collegati praticamente alle precipitazioni e al vento. Normalmente il vento è l'evento primario che crea il danno e quindi magari rompe qualcosa e determinando il rilascio della sostanza, questa attraverso il fulmine trova un innesso. Sempre qua ricordo a Porto Marghera circa 20 anni fa, sempre un serbatoio tetto galleggiante, siccome si trovava avendolo scaricato ad un livello molto basso e il tetto per esempio scorre man mano che si carica e scarica la sostanza, si era formata di vapori infiammabili e un fulmine era riuscito ad entrare dentro il serbatoio e a generare un incendio. Quindi non è che proprio siano poco frequenti queste cose. Poi abbiamo i terremoti, le alluvioni, per questo vi ricordo per esempio sempre una ripercussione di un evento importante che è quello che è avvenuto lo scorso anno alla raffineria di Livorno, dove la forte alluvione che ha colpito la raffineria di Livorno ha messo praticamente in crisi tutto l'impianto, in quanto praticamente tutto il sistema di trattamento degli effluenti, quindi le vasche cosiddette API, non sono stati in grado di raccogliere tutte le acque piovane e quindi attraverso la tracimazione gli idrocarburi sono finiti in mare, quindi con un danno ambientale non indifferente. Anche perché in questi casi risulta difficile intervenire, anche se gli impianti danno sicurezza,
ma mancando per esempio, perché si deve togliere in termini di sicurezza l'energia elettrica, e mancano praticamente le potenzialità di sollevamento e di trattamento per esempio delle acque, e questo può generare tutto questo inconveniente. E per quanto riguarda invece gli aspetti dei terremoti, vi ricordo che per esempio noi nella regione Veneto, riguardo a questa tipologia di industrie a rischio rilevanti, ne abbiamo 104, 48 a basso livello, quindi di solo inferiore, ma la vera differenza, che sono le altre 56, sono a rischio di incidenti rilevanti, alcune delle quali sono collegate nella zona delle montagne, soprattutto gli impianti di CPL, dove possiamo avere accelerazioni anche del tipo in classe 2 e quindi anche molto importanti, che potrebbero generare anche degli eventi su questi depositi di CPL. Viene introdotto praticamente in questa nuova concezione di rischio anche praticamente la probabilità che è associata al verificarsi dell'evento naturale, e quindi qua entra anche la parte naturale dell'evento, quindi quante alluvioni ho avuto, quanto si ripetono, con che frequenza del genere, e l'esposizione ovviamente, cioè quante le parti e il numero di persone, dei impianti che possono essere soggette a queste potenzialmente coinvolte, e la vulnerabilità. Ovviamente la vulnerabilità sono come le apparecchiature che costituiscono l'impianto possono praticamente difendersi rispetto all'evento. Vi faccio un esempio: se ho una tubazione magari incamiciata eccetera, quindi con doppio tubo, può essere che si rompa il tubo esterno, ma magari attraverso tutta l'idratazione per l'interno mi resti integro e quindi non ho il rilascio delle sostanze. A cosa servono l'analisi NATEC? L'analisi NATEC serve per il gestore dello stabilimento per eseguire la sua pianificazione dell'emergenza interna, perché tutto questo è legato agli scenari incidentali, quindi la pianificazione esterna, quindi quando l'evento impatta sulla popolazione, e anche alla parte di protezione civile, perché esternamente praticamente si deve mettere in moto la macchina dell'emergenza, no? Quindi il gestore da parte sua deve cercare per dare un piano di emergenza interno per riuscire a mettere in sicurezza l'impianto, e deve vedere un attimo che cosa fare nel momento in cui ha l'evento. Ovviamente in fase di prevenzione, per esempio, se attraverso adesso abbiamo un sistema molto sofisticato e preciso quando si sa che sta arrivando per esempio una forte perturbazione temporale eccetera, si possano per esempio eliminare o posticipare determinate lavorazioni. Se ho una fase di travaso di una nave, una banchina di una sostanza chimica, se non infiammabile, so che mi arriva un vento fino a 100 passi all'ora, conviene che mi stacchi il braccio e che fino a quando non è passato l'evento resti praticamente con il mio impianto stand-by. Anche questo qua è una pianificazione di emergenza, ma è praticamente preventiva rispetto a quello che si potrebbe fare dopo se succede qualcosa da parte degli operatori. Quindi allora c'è quello che devono fare le autorità competenti, va bene. Abbiamo una cosa importante, che sono praticamente il decreto, quello là del 2005, stabilisce delle linee guida per effettuare una pianificazione dell'emergenza. Il decreto è un decreto specifico che si sposa con le aziende di incidente rilevante, in cui si definisce il ruolo di responsabilità per ciascun ente rispetto a quello che si deve fare nel momento in cui si determina un evento incidentale per un'industria a rischio di incidente rilevante. Questo è proprio il piano di emergenza esterno. Sarebbe utile avere una sperimentazione più sperimentare più spesso i piani di emergenza esterni, che vengono fatti alla fine delle scuole della fotosicurezza e vengono revisionati ogni 3 anni a cura della prefettura. Per questo è necessario fare delle simulazioni e vedere i ruoli e le responsabilità interne del gestore di stabilimento e anche della macchina pubblica. Questa è una foto degli effetti dell'erosione proprio di Livorno, dove vedete che è completamente allagato, e considerate che qua in basso praticamente c'è il mare. Vi dico velocemente che cosa fa ARPA e qual è il ruolo nella gestione delle emergenze ambientali. ARPA svolge le funzioni di supporto al sistema di soccorso tecnico, soprattutto di vigili del fuoco, per monitorare e quindi dare indicazioni alla popolazione riguardo alle emergenze ambientali. Non spettano all'ARPA le cose di carattere sanitario, ma bensì ARPA ha il ruolo di monitorare praticamente le ricadute dell'evento
sui temi ambientali che sono le matrici come aria, acqua, suolo e rifiuti, no? E abbiamo un servizio in reperibilità H24 in cui si interviene al minimo con 3 persone che sono in grado di fare campionamenti per queste matrici acqua, suolo e rifiuti, e soprattutto per la matrice aria noi siamo in grado di dare dei valori attraverso i canistri, quindi assorbendo in caduta gli effetti di eventi sedentari, per esempio di sostanze tossiche, anche quelli che si caratterizzano degli eventi, in circa 3 ore. E dopo ci sono le famose diossine che devono essere campionate, ma per cui abbiamo un tempo di campionamento nettamente più lungo di 4 ore e per avere un risultato in laboratorio soltanto 2 ore. Abbiamo un accordo molto importante, che poi finisco qui, definito poco tempo fa, nel febbraio 2016, tra Interzone Industriale e l'ARPA, per gestire appunto gli eventi incidentali. Come in termini di precauzione, noi cosa siamo riusciti ad avere con questo accordo? Siamo riusciti ad avere un monitoraggio attraverso i sensori, gli analizzatori aziendali di tutte le sostanze pericolose detenute all'interno degli stabilimenti. Questi allarmi, se c'è un rilascio, vengono visti da ente zona industriale e anche da noi, e quindi attraverso questo sistema si mette in moto quando succedono si valorizzano questi allarmi superati, tutta una serie di richieste, di approfondimenti, e anche cerchiamo del posto per verificare se ci sono degli eventi in corso oppure no. Questa è un attimo la strumentazione che viene utilizzata per fare soprattutto i campionamenti dell'aria, e poi abbiamo tutta una serie di strumentazioni disposte nel territorio, in quei punti che vedete, per cui in caso di evento incidentale con l'uso del cellulare riusciamo ad attivare e quindi aprire dei campionamenti su questi punti qua che sono un po' dislocati nel territorio al di fuori delle zone di stabilimento, che in base alla classificabilità e direzione del vento ci permettono di campionare, e quindi li andiamo a prendere e poi con il risultato facciamo un'informazione alla popolazione, al territorio eccetera. Stiamo lavorando con i vigili del fuoco, abbiamo i vigili del fuoco anche col comune, e abbiamo anche recentemente aumentato il numero di iscritti per mandare gli SMS, che sono quei cittadini che un po' più preoccupati perché abitano a ridosso degli stabilimenti, degli centri di avanzo eccetera, possono essere informati con SMS dell'attività o dell'evento che è in corso presso lo stabilimento dall'ARPA o da ente zona industriale.